Ben ritrovati dalla redazione. Trieste, un padre denuncia l'ex compagna perché non gli lascia vedere la figlia, ma il tribunale archivia la querela dell'uomo in quanto già destinatario di un ammonimento del questore per asserita violenza nei confronti della donna. La recente archiviazione disposta dal GIP Marco Casavecchia è stata chiesta dal PM Chiara De Grassi perché i presunti comportamenti aggressivi e minacciosi dell'uomo avrebbero portato la madre ad agire in stato di necessità per non esporre la bambina a eventuali episodi di violenza assistita. Stando a quanto dichiarato dalla donna, questi episodi si sarebbero già verificati in passato più volte sotto varie forme. Sarà disposta ufficialmente questa settimana dal PM Chiara De Grassi l'autopsia sul cadavere del 48enne Zdenko Frijancic, trovato morto nel carcere del Coroneo il giorno dopo la rivolta. Come è stato riportato dagli organi di stampa, la procura sta indagando anche per chiarire le dinamiche dei disordini. Ha sentito nei giorni scorsi il direttore del carcere, la comandante degli agenti di custodia del Coroneo e altri. In merito alla morte del 48enne, una delle ipotesi è quella di overdose da metadone dopo il furto di sostanze dall'infermeria avvenuto da parte di alcuni detenuti durante la rivolta. Quando un sistema penitenziario comincia a fare acqua da tutte le parti, favorisce il formarsi di una logica anti-istituzionale contro il sistema di tipo terroristico. I terrorismi negli anni passati trovavano nelle carceri la fonte primaria di approvvigionamento di risorse umane e il pericolo paventato in una intervista concessa da Enrico Sbriglia per circa 20 anni, direttore del carcere del Coroneo di Trieste, dove pochi giorni fa si è verificata la rivolta. Secondo Sbriglia, ex provveditore per il Triveneto, ora capo della FSI, la federazione sindacati che rappresenta la dirigenza penitenziaria, ha paura solo chi ha qualcosa da perdere, ma se uomini e donne in carcere vengono assaliti dalle cimici dove la temperatura ti strangola, ti manca l'ossigeno, l'aria, dove dormi per terra, dove ovunque ti muovi e senti tutti i tipi di violenza, cosa dovrebbe aver paura di perdere, si è chiesto l'ex direttore. Nei centri estivi operativi, nelle scuole d'infanzia, si boccheggia, non c'è l'aria condizionata per far fronte alle elevate temperature di questi giorni, all'afa che toglie il respiro. Gli operatori, anche a tutela dei minori che frequentano quelle strutture, hanno segnalato le condizioni di lavoro ai sindacati. Dalla direzione del servizio educazione del comune di Trieste sono state diramate una serie di indicazioni predisposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione indirizzate al personale in forze a quel servizio. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata. Sulla nostra regione cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio sui settori montani più interni, specie verso il Cadore Comelico, possibile anche qualche isolato temporale. Venti a regione di Brezza, farà caldo ma un po' più secco dei giorni precedenti. Temperature minime in pianura fra 17 e 20 gradi, le massime fra 32 e 36, sulla costa minime fra 22 e 25, le massime fra 30 e 33 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.